Ma sì, io ho apprezzato molto le parole del mister di prima che ha detto che la squadra di Lecco sono umili, è la verità, noi siamo una squadra umile, siamo una squadra che combattiamo tutti i palloni, non ci interessa il risultato, giochiamo sempre perché secondo me giocare significa rispettare l'avversario, quindi questo è il modo migliore per andare avanti e cercare di prefiggersi i nostri obiettivi. Sì, ne avevamo parlato dentro gli spogliatoi, avevamo detto che questa cosa che dovevamo sempre rimontare, insomma, perché poi se perdi 2-0, poi posso c'è una deviazione, un calcio d'angolo, una punizione, ne prendi 3, comincia a diventare più difficile. Quindi avevamo detto che cercavamo subito di chiudere la partita al più presto, ci siamo riusciti, però complimenti a loro perché, ripeto, loro vanno sempre in campo con la voglia, l'umiltà e il carattere sempre, quindi poi i giocatori sono forti tecnicamente, non si può dire niente, e quindi merito ai ragazzi e complimenti a Checco. Beh, intanto prima di tutto saluto Augusto che è un amico e quindi lo saluto e ci vediamo lunedì, se non ci vediamo prima, perché tanto siamo talmente amici che ci possiamo vedere anche in settimana. No, con gli Hammers è sempre stata una partita storica, con la Roma, con l'Hammers, sono partite storiche, quindi è normale che loro conoscono noi conosciamo loro. L'anno scorso, sì, pure l'anno scorso, insomma, la partita l'abbiamo persa per colpa degli episodi, quindi certo loro ce la metteranno tutta, anche perché vogliono rimanere in questa serie e quindi noi andremo avanti sapendo che ogni partita che si aspetterà da qua alla fine sono partite difficili e se vogliamo ambire le prime due posizioni dobbiamo sempre fare il nostro meglio e cercare di fare più punti possibili. Complimenti, in bocca al lupo allora al presidente Francesco Testa. Grazie.